Allora, segnalazioni di operazioni sospette, anche questo è un'attività molto importante. In che modo vi vede coinvolti? Allora, un attimo solo che leggo un messaggio. In una società, dice il furbetto, viene visto come uno bravo e scaltro. Bisogna lavorare molto nelle famiglie per insegnare il valore della legalità. Condivido perfettamente. Pensare che il furbo sia quello bravo è proprio quello, come dire, che crea un po' la condizione, la condizione perché si insinuino questi fenomeni di illegalità, insomma, che non sono tutti criminalità organizzata, però insomma l'evasione sono tutti fenomeni che, come dire, che vanno a scapito della società e che però creano anche quelle condizioni. Allora, le segnalazioni sospette sono, come dire, un obbligo di legge che non riguarda le organizzazioni sindacali, riguarda in primis gli istituti finanziari che da anni sono impegnati in questo ambito e che ormai hanno acquisito, come dire, l'automatismo e anche tutte le competenze presso gli istituti di credito piuttosto che altri enti finanziari per le segnalazioni, e infatti si registra, qui vediamo a confronto il 2021 e 2022, una crescita costante delle segnalazioni delle operazioni sospette in ottica di antiriciclaggio di denaro nella nostra regione, insomma, con quasi tutte le province che vedono crescere le segnalazioni. Il dato che preoccupa, questo è l'andamento complessivo delle segnalazioni sospette, dal quali poi possono nascere indagini che non riguardano tutte chiaramente la criminalità organizzata, ma riguardano quei fenomeni di illegalità anche più generali, come dicevamo prima, dell'evasione fiscale, del lavoro nero, del lavoro grigio, insomma tutte che possono far emergere quelle situazioni grigie che esistono. Le segnalazioni arrivano, il dato che è sempre un po' preoccupante, anche questo anche a detta delle forze dell'ordine, che le segnalazioni arrivano ormai con una certa costanza e ormai sono stabili quelle che arrivano dagli intermediari finanziari. Sono ancora poche perché sono obbligati alle segnalazioni di queste operazioni anche i professionisti, notai, avvocati, commercialisti, insomma tutto quella. Infatti vediamo un po' la slide che dà l'88% intermediari finanziari. Esatto, no? La quota di segnalazioni da parte dei professionisti è ancora bassa rispetto alla, come dire, all'operatività che loro sarebbero in grado di vedere e alla conoscenza che possono e che hanno, come dire, della clientela. Questo è un dato critico che poi, come dire, si riscontra anche nelle indagini giudiziarie, dove spesso sono coinvolti insomma commercialisti, notai e altre professionisti, che non vuol dire che, come dire, far di tutta un'erba un fascio, ma serve anche da parte degli ordini un'attenzione maggiore verso queste situazioni, perché bisogna, come dire, vigilare su chi non si comporta correttamente. La frontiera sulla quale bisogna lavorare è quella delle segnalazioni da parte della pubblica amministrazione, che 0,1%. Esatto, è bassissima. Sono pochissime gli enti pubblici che si sono accreditati per fare le segnalazioni. Vediamo che sono 151 in tutta Italia, 7 nel Veneto. Gli enti pubblici sono un numero, insomma, stimato 12.800, ma probabilmente una stima al ribasso, perché pensiamo, come dire, che dovrebbero iscriversi tutti i comuni, tutte le province, la regione, le camere di commercio, insomma, quindi un numero elevatissimo. È un tema sul quale siamo come dire, preoccupati e sul quale ci stiamo attivando, tanto che in un protocollo sulla legalità con la Regione Veneto che avevamo fatto nel 2019 e che abbiamo
rinnovato all'inizio di quest'anno, abbiamo proprio messo un focus in accordo con le altre parti del protocollo. Ci sono le parti sociali, c'è chiaramente la regione, gli enti ANCI, UPI, insomma le associazioni dei comuni, proprio un focus sulla pubblica amministrazione, perché è chiaro che anche i dipendenti, chi opera nella pubblica amministrazione, deve essere formato per attivare questo tipo di segnalazioni, e sono fondamentali perché gli enti pubblici sono stazioni appaltanti e quindi vedono un numero di operazioni molto rilevante su temi che poi sono legati ai finanziamenti che arrivano dal PNRR, come dicevamo, le Olimpiadi, i fondi europei e quant'altro. E quindi è un settore che bisogna far crescere con competenze e anche, come dire, con organici adeguati, perché sono materie complesse che vanno seguite con attenzione. Vediamo la slide successiva un po', che fa un riassunto del ruolo in qualche modo che ha il sindacato, perché voi potete anche segnalare le situazioni sospette nelle aziende, potreste segnalare situazioni sospette e proporre protocolli con le aziende nelle catene di appalti e subappalti, quindi avreste anche un ruolo questo è proprio privilegiato. Il nostro core business, diciamo, ed è quello che facciamo, perché noi di protocolli con le imprese ma anche con le pubbliche amministrazioni sul tema degli appalti, dei subappalti, dello sfruttamento del lavoro, insomma pensiamo al caporalato, ma senza arrivare al caporalato, insomma appunto a uno sfruttamento lavorativo, è quello che noi mettiamo in campo. Siamo anche come dire delle sentinelle sul territorio, nelle aziende, perché attraverso quello che noi vediamo nella contrattazione possiamo cogliere dei segnali, e quando questi segnali insomma non ci convincono noi facciamo le segnalazioni alle forze dell'ordine, insomma, quando recepiamo. Naturalmente è un'operatività che facciamo in maniera estremamente riservata, perché è quello che ci chiedono anche le forze dell'ordine, le prefetture e le questure, insomma, perché certo. Poi noi non siamo agenti delle forze dell'ordine, noi, come dire, facciamo emergere, o se lo rileviamo raccontiamo qualcosa che ci insospettisce. È chiaro che poi l'indagine vera e propria di polizia eccetera la deve svolgere qualcun altro, però è chiaro che in quelle fasi ci viene richiesta una riservatezza che siamo abituati a mettere in campo, ma poi abbiamo tutta l'attività appunto con i comuni di contrattazione sociale, che appunto viene fatta in buona parte da tutta la Confederazione, ma con un supporto fondamentale dello SPCGL, e poi da anni proviamo a monitorare appunto l'iter dei beni confiscati, perché è un patrimonio che non deve essere lasciato andare in deperimento, ma perché riutilizzare a fini sociali un bene confiscato è uno smacco per la criminalità organizzata, e quindi è un segnale come dire, di rivincita della società civile sulla criminalità organizzata. Ma qualcuno ha mai fatto un calcolo di quanto incide l'illegalità sotto qualsiasi profilo, terroristico, mafioso e altro, sull'economia generale? Decine di finanziarie, secondo me, scrive un telespettatore. Adesso io non li ricordo, ma i dati dell'economia illegale ci sono pubblicati dal MEF, o comunque ogni anno viene fatta la pubblicazione, e ha ragione il telespettatore, insomma 2 o 3 finanziarie rappresentano i dati dell'economia illegale, rappresenta, insomma, pensiamo solo ai dati dell'evasione fiscale, ma insomma anche in termini di mancati contributi dei lavoratori, mancati versamenti di IVA, insomma, perché tutto quello che si porta dietro l'illegalità è un danno economico e sociale all'intera popolazione, appunto in termini di mancati introiti fiscali, mancati introiti contributivi, mancati introiti di IVA, e come dire, appunto un costo dell'illegalità estremamente molto rilevante. Sì, passiamo a lei, sono stimati 100 miliardi all'anno ecco. l'evasione fiscale, quindi sono
tre finanziarie, solo l'evasione fiscale. Solo, senza parlare del resto. Beni confiscati, ne ha accennato appunto la segretaria, che devono essere gestiti in modo opportuno, ma possono essere anche testimonianza di un'attività che è svolta e un monito, no? Cioè, assolutamente sì, sono azioni che il sindacato di pensionati fa assieme a Libera, anche assieme ad altre associazioni, che diciamo, è l'obiettivo di consentire la riutilizzazione dei beni confiscati, che spesso sono ville, insomma, case importanti, eccetera, ma sono luoghi nei quali il sindacato dei pensionati o gli attivisti di Libero parlano con i giovani. Lo voglio sottolineare perché abbiamo visto le immagini della manifestazione a Milano il 21. È interessante sottolineare la stragrande maggioranza di giovani che ha partecipato a quella manifestazione. È una cosa veramente straordinaria, diciamo, quelle cose che riempiono il cuore, no? Perché sono dei ragazzi, sono 13, 14, 15, 16 anni. Vediamo l'immagine del corteo, eccolo qua. Ecco, diciamo, non so se si riesce a vedere, ma diciamo, la manifestazione era composta prevalentemente da giovani. E questo è il frutto di un lavoro lungo, perché insomma, le cose non è che si improvvisano, e quindi è l'azione di Libera sicuramente, l'azione nostra attraverso i campi, di cui adesso dirò qualche cosa, ma che ne so, quanti sono le iniziative che noi facciamo sulle scuole con il sindacato di polizia, dove con i ragazzi parliamo del bullismo informatico, cioè rispetto al tema della illegalità. Naturalmente è fondamentale il ruolo delle forze dell'ordine, la magistratura, eccetera, ma l'altro campo di intervento nostro è quello di parlare con le persone e parlare in particolar modo con i giovani e creare con loro un rapporto nel quale cominciamo a spiegare il valore della legalità, a partire dal fatto che è giusto pagare il biglietto quando si sale in autobus, non so come dirla, no? Partendo anche da elementi molto, molto semplici. E i campi della legalità, che sono costruiti diciamo sostanzialmente tra il sindacato dei pensionati della CGIL e Libera, ma poi anche altre associazioni che qua e là si aggiungono ed integrano le attività, penso all'Arci, penso all'Auser, quindi diciamo parti importanti della società civile che sono in Veneto. Ne abbiamo diciamo per ora qua 4 o 5 in Veneto, ma sono in tutto il territorio nazionale, e diciamo in linea di massima durante il mese di luglio abbiamo nostri attivisti dello SPI che partono e vanno verso diciamo dei campi nel sud Italia a dare il contributo proprio in termini di organizzazione, dall'organizzazione dei pranzi e cene a momenti di incontro con i ragazzi. In Veneto ne abbiamo uno a Salzano, il periodo, ripeto, diciamo luglio, che è per ragazzi molto giovani, cioè minori, e lì ci sono iniziative, anche incontri con i familiari delle vittime, incontri diciamo che ne so all'ex villa di Maniero, e quindi dare anche concretamente il segno che quei beni che sono stati un punto importante per la criminalità organizzata sono sottratti alla stessa e consegnati alla collettività. Poi c'è il campo di Erbè a Verona, dove lì il taglio sarà sostanzialmente sul caporalato, no, perché anche qua spesso si pensa che il caporalato sia a sud, e in realtà abbiamo dei fenomeni molto spinti di caporalato in Veneto. E anche lì a Erbè il campo si svolge dentro un bene sottratto anche quello alla criminalità organizzata. Interrompo un attimo perché continuiamo a raccontarli, perché abbiamo una pubblicità che incombe. Sì. Tra l'altro facciamo questo inciso in modo che sia chiara una cosa: sono i beni in gestione che voi avete, sono ancora in attesa di giustizia.
di giudizio, scusate, gestiti da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Dalla confisca di secondo grado i beni passano nella gestione diretta dell'Agenzia Nazionale, quindi c'è questo percorso, questo iter che non è brevissimo quanto credo. Questi sono beni che sono già stati assegnati, però sono in attesa di giudizio sostanzialmente. Quindi, no, questi dei quali facciamo i campi quelli sono... che voi fate, certo. Sì, allora, comunque questo era per chiarire che c'è anche la slide che esplica questo, ci torniamo dopo perché è bene precisare alcuni aspetti, perché poi c'è tutta una questione di tanti beni che sono ancora in attesa poi di poter essere assegnati. C'è la pubblicità, poi ritorniamo, parliamo anche dei beni in gestione, ma i beni anche destinati, che sono i beni trasferiti ad altre amministrazioni dello Stato per diverse finalità, tra poco.